sbagliata. Non si vede, mi sta facendo già sballare. Maria santa. No, io così la tengo perché non vuoi troppo. Dai, dai. Lo so io come non. Vai. Ed eccoci qua nella mia sorellina per aprire l'uovo di Pasqua della Linde E la colomba. della Palocco e latte fresco italiano e uova allevate a terra. Inoltre non contiene olio di palma, quindi è ottima come cosa. Prima naturalmente la taglio, però posso dire che ha un profumo veramente ottimo. Già. Buongiorno si vede dal mattino. Ci mettono sempre questa carta che è immensamente dura. Molto morbida. Un pezzettino così. E come vedi c'ha la granella di zucchero e poi le gocce di cioccolato. Vediamo. Per quanto riguarda la colomba è buonissima, però le granella di zucchero sarà sempre io il discorso del dolce, è un pochino dolce, 7,5, 8, però non è male. Apriamo l'uovo, mia sorella come me è una frana, un pupanda come nel precedente caso del Baci Perugina, anzi se non hai visto il video ti invito a farlo e ti lascio il link qui in alto nella scherma. Tieni qua. Visto. Allora immagino che ci sia un gioiello, vediamo se è indovinato. Questa è la confezione con i coniglietti. Ma va? No, non lo sapevo. Sottinteso. Però. Collana in metallo, nickel. Ah, praticamente due. Ah no, il trifoglio. Bellissimo. Bello. E qua in regalo ci sono 10 euro di film. Quadrifoglio. E qua ci sono in regalo 10 euro di film gratis. Ecco, per guardarmi il Re Leone che tra parentesi esce il 21 agosto al cinema. E assaggiamo il cioccolato. Pezzettino Profumo. Vediamo che voto ci daremo. Io sono lento. Buono. Buono, però devo dire una cosa. Rispetto al Baci Perugina, l'uovo, quello che ho preso io, mio marito, è più dolce. Bene, il video termina qui. Se ti è piaciuto ti invito ad iscriverti Il suo canale Ilex Cornelli. a regalarmi, anzi, a regalarci un like e a condividere questo filmato sui social. Per chi ce l'abbia. Per chi ce l'ha, no? Per chi ce l'abbia, i social.